sei Davide Lumiano? Paolo. Scusa. Non c'è comunque niente per scrivere sulla lavagna, quindi il movimento inutile. Allora, E tu di dove sei, scusa Paolo? di Noale. Ah no, là. Adesso mi hai in mente, sì. Vado io? Sì. Sono Walter Dalcin, vengo da Vittorio Veneto e faccio parte del movimento Pesticidi No Grazie e ho scelto aria associando l'aria ai pesticidi di fatto. Non sapevo se scegliere aria o terra, quindi potevo essere da giù come guardi. E non ho nessuna specifica competenza, se c'è competenza sull'aria, una specializzazione. L'interesse passa attraverso il problema dei pesticidi. E per il momento basta, poi vorrei fare un commento su ciò che abbiamo sentito laggiù, sull'introduzione, sulle metodologie. Lo facciamo adesso, posso farlo adesso o lo faccio dopo? Facciamo adesso, Facciamo adesso. Facciamo giro le presentazioni sarebbe meglio secondo me. Giriamo. Allora, sono Conio Romeo, vengo da Camigiano Vicentino, non ho nessuna specifica esperienza su questo tema, mi interessa perché a Camigiano abbiamo la Cereal Dox che fa il biodiesel e che ci sono tante voci che inquina, non inquina, che ha questi rischi, tante voci, però non siamo mai scesi come gruppo di Camigiano Solidale a scavare un po' di più, perciò mi interessa capire dove posso trovare conoscenze e altre esperienze per potermi documentare e poi come gruppo poter lavorare su questo tema di questo impianto che fa biodiesel è diventato un mostro all'interno del paese, perché l'hanno fatto proprio a 300 metri dal paese, insomma, una cosa micidiale, però è lì e non l'abbiamo nemmeno valutato quali sono i suoi rischi. Adesso vediamo se c'è qualcosa che posso raccogliere per poter iniziare, perché assieme ai miei amici e compagni del gruppo facciamo un lavoro all'interno del paese. Francesco Miazzi, Comitato Popolare della Semplice Respirare, siamo attivi da quasi 20 anni sulla questione dei cementifici presenti nella Bassa Padovana, ci occupiamo di tutte queste problematiche, quindi del forte inquinamento prodotto da questi impianti. Chiaramente c'è anche un elemento collegato che è quello dell'escavazione, quindi ci sono tutti gli aspetti che potrebbero essere concatenati, però l'elemento che abbiamo ritenuto prevalente è questo dell'aria, dell'inquinamento prodotto da questi impianti che peraltro utilizzano rifiuti, quindi è un meccanismo che potrebbe ampliarsi come ragionamento, però insomma cerchiamo di svilupparlo qua dentro anche per capire un po' cosa si può fare insieme. Insomma. Salve, sono Marina Mancini, appartengo a Sinistra Ecologia e Libertà. Ho fatto per pochissimi mesi l'assessore all'ambiente e ho avuto nel comune di Padova ho avuto modo di conoscere e di misurarmi con le problematiche dell'ambiente e con l'intensità dell'intreccio delle problematiche, per cui ho toccato con mano come sia praticamente impossibile o quasi, insomma, impensabile o perlomeno ingenuo pensare di poter mettere mano ad un problema senza prendere in considerazione quelli che sono collegati, tutti gli altri che sono collegati a questo problema. Quindi io sono qui fondamentalmente per imparare ed eventualmente per mettere a disposizione. Non vedo scritto Marisa Mancini. Non mi sono iscritta, quindi ero iscritta alla energia, ma poi ho visto che c'era tanta gente, allora ho pensato di passare. Grazie. Io sono Maurizio Nazzari, sono ortopedico in pensione, sono interessato alla difesa del nostro sistema sanitario pubblico che sta per essere smantellato. E quindi farò un intervento per spiegare come lo fanno e quali sono le cose che si possono fare per difenderlo subito. Maurizio, dove sei tu? Padova, scusa. Cioè, dico l'Azen. Sistema sanitario collegato quindi alla tematica della salute e della sanità. Sì. E le patologie particolari che derivano anche dall'inquinamento. No. La patologia del sistema sanitario che compie il 23 dicembre 36 anni è troppo giovane per morire.
Io mi chiamo Roberto Cazzador, sono di Mestre, sono un attivista del Movimento 5 Stelle e faccio parte del gruppo di lavoro di ambiente del movimento, sia locale di Venezia che anche Veneto. Comunque essendo che di per sé il numero di persone che comunque si possono dedicare a varie questioni sono quelle che sono, mi occupo anche di altre questioni che non sono esclusivamente quelle che riguardano l'ambiente. Per l'ambiente comunque una delle cose che mi è capitato di fare c'è stata tra le altre cose un'interrogazione abbastanza, cioè che ha avuto un certo successo e riguardava un impianto a biomasse di Mestre, in cui si è riscontrato per l'appunto che valeva la pena dibattersi contro, e anche l'amministrazione stessa, quella che attualmente è saltata, ha riconosciuto che insomma era valida quella posizione assunta. Così. Non sei iscritto qua? No, lì no. Era l'impianto in via Bissuola? Sì, quello di via Bissuola, sì. Sono Maria Gioconda Frassinelli di Vittorio Veneto, faccio parte di un comitato ambiente e salute del Vittoriese e partecipo anche al coordinamento regionale di pesticidi no grazie. Come pesticidi no grazie ci siamo interessati ai pesticidi, però in questo momento ci stiamo interessando anche all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e di tutti i problemi ambientali in pratica. Il nome mi sono già... No, non ci sono lì. Non c'è, è vero. Sono curato Loredana dell'Associazione La Vespa di Battaglia Terme, è un gruppo, La Vespa, che si occupa di ambiente, e nello specifico ho scelto questo tema perché è da 10 anni che ci occupiamo della bonifica della ex CNC, dove sono stoccate 52.000 tonnellate di rifiuti altamente tossici, e quindi sì, volevo approfondire questo tema. A Battaglia Terme, sì. Cioè è sotto Pernumia, però è ai confini con Battaglia, quindi è coinvolta Pernumia, Battaglia Terme, Due Carrare, poi un po' tutti i paesi vicini, perché anche con la tromba d'aria che c'è stata non poco tanto tempo fa, il 13 ottobre, avevano messo in sicurezza l'edificio, ma è bastato un po' questo fortunale per sì aprire degli squarci, quindi se viene sollevate le polveri siamo tutti a rischio, insomma è una bomba ecologica, se esonda il canale non parliamone, insomma è una cosa abbastanza... Era ieri su TV7, sì, mi è capitato di vederlo. Sì, sì. Sono Mauro Moretto di Arianova, stazione di Pederobba, nata per come Ignazzi sa bene, come lo stesso loro, attorno al problema dell'inquinamento del cementificio, e dopo, e quindi sì, l'inquinamento ambientale del cementificio, dopo Arianova si è allargata perché i temi, come si è detto, si intersecano, e in particolare attorno a tutto quello che è sostenibilità e sia a promuoverla, e a promuovere il fotovoltaico, il risparmio energetico, eccetera, e a combattere i pesticidi, perché noi siamo nella zona proprio di fronte alla Dubbiadene, e una zona di prima invasione da parte dei proseccari, specialmente in questi ultimi 2 anni, e per cui sì, l'ambito si è ampliato parecchio. E secondo me il tema energia era quello trasversale alle matrici. La maggior parte dei motivi per cui l'aria è inquinata è legata alla produzione di energia, come ha detto Tamino, quindi vabbè, niente, avrei preferito che fosse trattato in senso trasversale, per cui però prevale l'aria e parliamo di aria.
Andrea Zanoni, io mi occupo di ambiente da molti anni, ho fondato l'associazione Paese Ambiente e ho fatto 2 anni di esperienza al Parlamento Europeo dove mi sono occupato di ambiente a 360 gradi, vedendo anche qua le persone. Mi sono occupato anche con delle interrogazioni dei cementifici di Monselice, il discorso dell'inquinamento dell'aria, i rifiuti. Allora, ero candidato nel 2009 nella lista di Italia dei Valori come candidato indipendente. E dopodiché, nel momento in cui Italia dei Valori è stata travolta dai vari scandali, eccetera, sono passato al Partito Democratico, sperando di portare all'interno di questo partito le istanze del mondo ambientalista. E mi sono occupato anche della questione della CEG, quindi dei rifiuti, dell'inquinamento dell'aria, e ho dato un'esperienza molto interessante e mi sono reso conto che all'interno delle istituzioni contano molto di più le persone, le motivazioni delle persone, le passioni dei singoli rispetto a quelle dei partiti. Perché io una cosa che ho portato a termine è stata la nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, e lì ho trovato degli alleati inaspettati in gruppi anche di opposizione, con posizioni estreme, e magari non ho trovato, non so, l'appoggio di altri che in teoria, stando ai singoli, diciamo, il partito dovevano dare, insomma, ecco. Quindi credo che c'è molto da lavorare e le idee che abbiamo, gli obiettivi che abbiamo poi alla fine possono essere portate avanti dalle persone. Io sono Giulia Gambarini di Lega Ambiente Legnago. Mi sono iscritta a questo gruppo principalmente perché diciamo che fra i vari ambiti, per tutti quanti, diciamo quello in cui c'è meno conoscenza, e quindi sono venuta qua appunto per approfondire, trovare spunti. Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, adesso ci stiamo muovendo contro la centrale a Pollina che si voleva fare a Castagnaro, e il tempio della cremazione che invece doveva essere fatto a Legnago, che invece sembra essere bloccato al momento. E quindi sono qua per imparare. Perdona, Legnago o Legnago? Legnago, vero? Legnago, avevo capito giusto. Sì. Sì, va bene. Io mi chiamo Sandro Zorzi, vengo da Padova e sono segretario di un'associazione che è ISDE, Medici per l'Ambiente. È l'area che mi interessa particolarmente perché, come ha ricordato già nelle relazioni Andrea Zanoni, è uno dei parametri che è fondamento anche della qualità di vita, purtroppo anche dai parametri meno tutelati in Veneto. Volevo soltanto mettere a fuoco un attimo solo gli elementi generali che riguardano la questione che stiamo per dibattere, cioè da un lato gli elementi soggettivi e dall'altro quelli oggettivi. Cioè, parliamo di soggetti quindi che in questo ambito sono depositari di conoscenza in particolare, parliamo delle ASL, parliamo di tutte quelle istituzioni, associazioni eccetera che hanno una coscienza di quello che significa inquinamento dell'aria. Dall'altra la gran massa di popolazione che generalmente della cosa che non si vede e non si sente si occupa poco. Diciamo fra le istituzioni che si occupano di monitorare e hanno obblighi effettivi e questa massa di popolazione si interpongono persone come noi, come i comitati, come altri anche di derivazione politica, magari a volte cercano di mettere in collegamento l'una parte, soggetti ignari del problema, con l'altra che dovrebbe dare invece informazione corretta e puntuale sullo stato delle cose. Ecco, in questo diaframma siamo qui. Dall'altro ci sono elementi oggettivi, cioè ci sono i dati brutti, i dati dell'inquinamento, i dati che dovrebbero essere appunto sempre pubblici e con tutta la loro interpretazione. E di questi dati
è difficile discriminare le singole parti di contributo e là il discorso si fa parecchio complicato, no? Mi ha colpito particolarmente in questo senso l'ultima uscita dell'Università di Ca' Foscari, che in collaborazione col CNR ha pubblicato dei dati sul contributo dell'inquinamento delle grandi navi, per esempio a Venezia, riuscendo a discriminare quello che poteva essere il contributo tramite degli modelli statistici matematici. Sono riusciti a discriminare quello che può essere il contributo delle grandi navi nel passaggio in laguna, e ne veniva fuori un dato estremamente ridotto che mi ha colpito molto, sia per la complicazione, immagino, della struttura di indagine matematica che ci poteva essere dietro, e quindi sarebbe molto interessante dal punto di vista dei dati appunto conoscere e approfondire quello che è la suddivisione dei vari inquinanti, perché spesso nelle comunicazioni, nei rapporti con entità politiche si viene rimandata una responsabilità del comportamento individuale, mentre questo non è sempre vero. No, non è vero. Non è vero. Non è vero, è sempre una falsità, come dico. E in questo inseriamo quindi anche la nozione di livello di inquinamento come differenza fra livello misurato e regolato per legge e livello invece, come consigliano alcune autorità sanitarie, che dovrebbe essere rispettato per il buon senso. Cioè resta ai limiti del buon senso, scusate il gioco di parole dei limiti, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dei limiti per la salute molto inferiori a quelli che per esempio legislativamente sono consentiti in Europa. Principio di precauzione. Consigliano vivamente di rispettare, specialmente per il 2,5 le polveri sottili, no? Ultimamente sono più balzate alla cronaca queste ultime, e invece i limiti legislativi comunque che noi superiamo abbondantemente sempre. Adesso vediamo di cominciare, quindi mettevo giù soltanto questi elementi così. Quanto tempo abbiamo e per via della verbalizzazione come... Dunque abbiamo un'ora e mezza. Fino a? Sandro, di dove sei? Io sono di Padova, sono segretario di ISDE e sono anche il segretario del WWF Coniugani, che oggi chiude, perché sapete che purtroppo il WWF ha deciso di sparire e quindi... Cioè chiude proprio il WWF? No, non chiude, però prima avevamo tante associazioni, adesso ne abbiamo molte meno e oggi si costituirà il WWF Padova-Venezia. Siccome siamo tantissimi ci dividono ancora di più, così rompiamo meno. Sì, quindi di fatto associazione le varie sezioni. Di fatto noi a Padova abbiamo il WWF Padova e il WWF Coniugani. Adesso, da oggi pomeriggio, non ci saranno più né WWF Padova né WWF Coniugani, ci sarà forse il WWF Padova Venezia, perché secondo il WWF siamo troppe associazioni e siamo un costo. Noi come associazione non costiamo niente, ci spendiamo soldi, comunque sono decisioni, perché purtroppo una delle più grandi associazioni mondiali in Italia perlomeno è diventato un ministero filogovernativo da troppi anni e quindi è così che funziona. Taglia nostra è sparita. Prendiamo nota. Taglia nostra è sparita, non so dove sia finita. No, c'è ancora, c'era uno anche prima di Taglia nostra. Sì, ma quanti c'è? Almeno a Venezia comunque appare. Greenpeace fa qualcosa. Sei medico? Sì, io sono un medico. Per essere parte di ISDE bisogna essere medici, a parte Tamino che è un biologo. Io sono socio di ISDE anch'io, non sono medico. Però non fai parte del direttivo? Non faccio parte del direttivo di Treviso. Anche allora, noi abbiamo delle eccezioni. Della CIA Tamai, ad esempio. Noi abbiamo degli ordinamenti che prevedono che noi siamo medici per diventare parte di ISDE in maniera reale, perché l'associazione è Medici per l'Ambiente. Dopodiché tutti si possono iscrivere e diventano referenti. Quindi lei dovrebbe essere referente.
per qualche Mi tematica hanno tirato dentro. ed è nel direttivo per questo. Sì. Anche noi a Padova abbiamo diversi soci non medici, però l'ISDE è Associazione Medici per l'Ambiente, quindi sono i medici. La differenza la facciamo perché come medici siamo una professione che si occupa della salute e, come diceva prima, per il principio deontologico della precauzione e della prevenzione dobbiamo far valere i diritti per tutti alla salute, perché la salute è un diritto per tutti e un dovere per alcuni, in particolar modo i nostri amministratori. Mi interessa capire per esempio come agire politicamente come categoria medica, se riusciamo a muoverci siamo una potenza, ma come? Punto di domanda. In alcuni contesti sono gli stessi medici, come Mossei dice, che vanno contro il principio di precauzione e nessuno glielo fa notare forse in modo adeguato. In altri contesti si muovono contro sindaci, che sono, sapete che il sindaco è l'unità preposta in un comune anche per la tutela della salute, no? Però ovviamente finché per l'aria, per esempio, basta un singolo provvedimento come può essere la domenica ecologica a far fermare ogni azione legale, Mettersi a posto con la coscienza. far fermare ogni azione legale più che la coscienza, dai, perché nel momento in cui se lui non fa niente glielo faccio notare è costretto a fare qualcosa. Quindi dice basta le macchine. Cioè noi come ISDA abbiamo fatto tra i primi documenti per esempio il danno del traffico. Qua parliamo di dati, no? Sentivo prima parlare di dati, le navi inquinano, no, cioè basta, l'inquinamento, qualsiasi forma di combustione uccide. È certificato da uno studio pubblicato nel 2013 proprio per dirimere ogni singolo dubbio di multinazionali, aziende che potessero pensare diversamente, 300.000 persone, quindi cioè, parliamo di numeri che danno certezze. L'inquinamento uccide, il traffico uccide, questi sono i numeri, non sono solo tumori, sono anche patologie in acuto, quindi ricoveri, punto soccorso per broncopolmoniti o altro, le cose le sappiamo. Adesso lo stato successivo è smetterla di nasconderci sotto la terra con la testa e dire che tutto va bene e fare qualcosa di concreto. A Padova siamo messi come male, non come gli altri comuni, peggio. Le ultime esclamazioni di questi giorni sono che a Padova tolgono le piste ciclabili. Tanto per parlare di inquinamento dell'aria come mobilità, no? Ma noi ci tolgono le piste ciclabili. Con che motivazione? La motivazione è che sono pericolose per le macchine. Beh, ma anche adesso se voi andate fuori c'è Legambiente che tira su le firme, tira su le firme per le piste ciclabili che stanno chiudendo. Sì, perché ci sono piste ciclabili e piste ciclabili, perché se la regione... non le fai seguendo degli standard. Sì, ma la regione Veneto, che è la stessa amministrazione, dà i soldi ai comuni per il bike sharing e qua chiudono, è una contraddizione anche. No, comunque prendiamo nota. Oltretutto prendiamo no? nota. Allora io metterei come primo punto. Però scusami, allora c'è il fatto che tu andrai via per primo, hai preso la parola già adesso, hai cominciato un po', hai avviato la discussione. Se gentilmente, non so, almeno quello che penso io, se eventualmente puoi cominciare un po' a darci qualche, cioè, visto che volevi, cioè, hai detto una serie di cose che non vanno, hai anche già da subito delle proposte da fare? Le proposte vengono da WWF Altamarca per quanto riguarda i pesticidi. Non c'è un girotto da mesi, da anni, con esponenti politici, tra cui anche lei Zanoni, se non sbaglio. Posso fare una proposta? Ci possiamo dare del tu? Sì. Tu lei qua. Vabbè, allora, ma perché Zanoni è famoso, cioè, allora, niente, sta già facendo girare della documentazione che viene spedita ai comuni, però bisogna che i cittadini in primis si occupano di consegnarla, che sembra una stupidata. In realtà trovare una persona che va nel proprio comune non ha un consiglio comunale è merce rara. Quando gli chiedete ma sei a conoscenza dei pesticidi che vengono distribuiti nell'aria in maniera illegale, totalmente diciamo contravvenendo ai PAN e alle leggi, puoi spedire questa comunicazione, perché il girotto WWF Altamarca non è che può andare in giro per ogni comune. Allora hanno lanciato questa iniziativa che è concreta. Bisogna andare su internet, noi come ISDE Padova la stiamo proponendo qui a Padova, a Bagnoli e nei vari comuni di tutta la provincia di Padova, e la renderemo pubblica su un sito che è www.isde.padova. Scusa, allora
Punto. Sì, va bene. ISDE, insomma, Dovrebbe essere- non Non puoi puoi verbalizzare e parlare nello stesso È il sito dell'ISDE, Padova per cioè di intero? fatto, il sito dell'ISDE. È il sito di ISDE Padova. Padova per intero? Sì, isde.padova.it Padova.it. oppure www.coliugani.it. Tanto sono tutti li gestito io, quindi appena Colli pubblico là. e Ugani. Gianluigi Salvador, l'ho sentito prima, lui è uno dei più grandi volontari nel Veneto in tutti i campi, ma proprio sui pesticidi batte duro. Purtroppo lui è uscito WWF Altamarca e lui se ne occupa. L'ho visto prima, notizia di prima, perché volevo sapere se veniva oggi pomeriggio a Venezia proprio per questo discorso del WWF. Mi ha detto io non faccio più parte del WWF, mi sono stancato. Fa attività con il movimento della decrescita felice. C'è il Girotto, come si chiama? Luciano Girotto. E questa in cosa consiste questa iniziativa? Allora, facciamo così, siccome le informazioni vengono perse, scusa, io vi spedisco direttamente la mail con tutta la documentazione che passo prima. Perfetto. E questa qui è una proposta concreta, nel senso che ognuno di voi, la proposta è questa, si fa richiesta al comune di conoscere il tipo di convenzione che ha con le ditte appaltatrici per la gestione delle bonifiche. Okay? Che vengono fatte ogni anno per il mantenimento in estate il controllo delle zanzare. E quindi voi chiedete alla cooperativa tramite il comune che pesticidi usate, questi cascano dal pero. Perché? Perché a livello nazionale è lo stesso Stato che è indietro con le normative, tanto per capirci. Quindi loro non sanno nemmeno cosa spruzzano nell'aria. Non credo che non lo sappiano. No, lo sanno benissimo. Questi qua non sanno nemmeno quello che stanno facendo da una parte. Io non credo che non sappiano cosa stanno. Vi dico che in buona fede, se loro fossero in cattiva fede, neanche te lo dicono perché non sono stupidi. Invece Girotto mi ha detto che gli dicono proprio quello che spruzzano e lui mi fa notare, guarda che stai contravvenendo la legge comune. E allora rivedono l'atteggiamento nei confronti dell'utilizzo dei pesticidi. Posso fare una parentesi? Noi abbiamo contattato i nostri... non importa, noi abbiamo contattato i nostri comuni non per la bonifica delle zanzare ma per i diserbanti e spesso i sindaci non riescono a tenere sotto controllo la situazione perché gli operatori dell'ufficio tecnico e gli altri operatori proprio manuali gestiscono un po' alla garibaldina tutto questo aspetto, per cui in teoria loro sono d'accordo con noi nell'evitare il glifosato, nell'evitare le cose peggiori. Ci hanno chiesto di avere un minimo di pazienza e di tempo in modo tale che il sindaco possa avere polso in queste decisioni concrete. Quando noi abbiamo portato il PAN che dà garanzie alle istituzioni e abbiamo detto ma adesso avete uno strumento legislativo, uno strumento normativo per cui potete anche non chiedere per piacere ai vostri collaboratori di non usare cose dannose, potete anche proprio intervenire con sanzioni. Allora il nostro obiettivo era sensibilizzare prima di tutto i comuni a non usare il glifosato in luoghi pubblici, giardini, marciapiedi, ma anche chiedere ai privati di non usarlo sui cigli della propria strada davanti a casa loro, insomma. Stiamo lavorando con i comuni in questo senso, però ripeto, il limite dei comuni, volevo solo sottolineare questo, non è tanto legato alla normativa quanto al controllo effettivo operativo. Finisce lei dopo. Sì, volevo dire una cosa, che siccome non sono un militante da molto tempo e nello stesso tempo sono come figlio del mio tempo, noto, e ho notato anche questa mattina nell'esposizione dei problemi, una specie di grande specializzazione, grande dedizione alla fornitura di dati, di informazione, ma
io non so se non si esula dalla volontà, però c'è poca storicizzazione del tutto. Per fare un esempio, siamo in grado di collocarci nello spazio ora, definendo quali sono le nostre necessità e i problemi, ma il tutto è sospeso dentro un'assenza di contesto storico. Per contesto storico intendo dire la mancanza di definizione, no? Perché siamo così e quali sono le cause per cui lo siamo, e definire poi di converso una teoria che sia all'altezza, perché rischiamo di fare l'informazione ma di non accedere mai a un piano fondamentale che è quello teorico, cioè che è l'espressione di un punto di vista motivato. Io personalmente non ho bisogno di avere numeri a volontà che mi definiscono ansiosamente come sta andando. Io ho bisogno di vedere persone che siano teoricamente, e non intendo dire teoricamente in senso scolastico, ma che adottino una visione del mondo all'altezza di ciò che stanno facendo, altrimenti siamo sempre succubi di frasi come crisi e non sappiamo di chi sia la responsabilità, non la diamo mai a nessuno. Sì, tutto minuscolo. Cioè la generalizziamo, ecco, noi rischiamo di generalizzare sempre tutto. Quindi io noto questo, il bisogno fondamentale di storicizzare tutto ciò che stiamo facendo. Sì, non intendo di qui, ma in generale, sì, devo dire che di inserirci in un divenire storico. Ma quindi l'ambientalismo? Ambientalismo, storia, la crisi, che tutti dicono la crisi, come si esce dalla crisi, ma non si dice mai perché siamo in crisi. Cioè ci poniamo il problema della... Contestualizzare. Certo, ci poniamo il problema dell'effetto e mai ragioniamo sulla causa. Ma basta vedere le elezioni del PD in Emilia Romagna, tutti sull'estensionismo e nessuno che va a dire le regionali, perché, sì, no, perché ci sono state, perché non parliamo di perché ci sono state le elezioni, no, parliamo che nessuno è andato a votare. Ma se io fossi se mi stavo lì, anch'io forse non sarei andato a votare, perché c'è, dopo quello che è successo. Questo su un problema che io noto che spesso no, evitato o rimosso. L'altro è che lo stato delle cose pone, secondo me, la necessità di porre proprio dei vincoli. Io non ho problemi nel dire solo no e sì, perché devo dire sì? Cioè, io vivo e sì è vivo. Cioè, io devo giustificare che voglio vivere e parificare un no effettivo con un sì d'altro canto che deve bilanciarlo. Secondo me il no ai pesticidi non ha più bisogno di quantità di dati, siamo già abbondantemente. L'ISDE per me è sufficientemente portatrice, no, di informazioni che se vogliamo usare storicamente lo facciamo, ma se non lo vogliamo usare ne vogliamo ancora. Quindi l'inettitudine spesso è frutto di comodità legate al presente. Quindi no ai pesticidi, no alla cementificazione, il no parte da un assunto che è una presa di posizione e basta. Cioè no, voglio vivere, se voglio morire accetto, ma se voglio vivere devo dire no. Sì, non vivere pure semplice ma con una certa qualità, appunto, ma su questo della qualità della vita non è che non ci sia stato tentativo di storicizzazione in vari movimenti dalla decrescita felice, ma anche oggi stesso comunque ho sentito dei tentativi di storicizzazione. L'intervento di Tamino era molto denso, però era anche teso a un cambiamento di prospettiva notevole, di umanità intesa in senso completo. Comunque non vorrei intervenire troppo io, adesso chi voleva. Io prima stavo parlando, sì, ma anche io starei sul punto, sul tema senza divagare, cioè se cominciare un discorso, un ragionamento ed eventualmente magari anche con tempi contingentati per il massimo del tempo, ma possono essere anche limitati a due singole parole per stare sul tema e poi passare ad un altro tema comunque con un certo ritmo, insomma, cercando di arrivare a qualcosa, insomma, ecco, così. Lui però un tema l'ha proposto, è forse, cioè, quando ho detto parliamo di informazione, può essere un tema trasversale su cui far filtro su tutte le nostre problematiche, perché come diceva anche lui, è inutile che diamo informazioni su
su 1000 problematiche di cui siamo tutti, ognuno è esperto, le sappiamo le cose, eccetera. Una dimensione trasversale potrebbe essere quella dell'informazione, intesa, ma come facciamo a comunicare con la maggioranza silenziosa e indifferente? Aspetta un attimo, un riassunto del suo intervento. No, io volevo riallacciarmi a quanto dicevi brevemente. La questione è quella di questi aerosol. Dicevo prima, mi è capitato di vedere su New York, probabilmente, ma non ricordo esattamente la data, forse era 2008-2009, un'epidemia virale che è sfuggita di mano la questione poi è stata presa, per in qualche maniera arginare la questione. L'intervento sul territorio è stato massiccio, non lo sapevo neanche io, ma New York è infestata dalle zanzare. Le zanzare, cosa che anche questa non conoscevo, possono trasmettere fino a 550 tipi di virus. Di questi 550... Anche la malaria? Sì, compreso anche la Sono malaria. vettori. Di questi sono vettori appunto di malattie infettive. Di questi almeno 150 tipi di virus sono mortali. Ecco, cosa hanno fatto? A un certo momento sono passati a cospargere l'aria di New York con gli elicotteri di pesticidi. Sono arrivati proprio a quello che si faceva una volta, che so, col DDT o cose di questo tipo qua, insomma, ecco. Quindi quando hai parlato prima di questioni, appunto, mi sembrava di spray relativi a... No, le famose colline Prosecco, ti passa con l'elicottero? Con l'elicottero, esattamente. Ma mi sembrava in deroga? In deroga vuol dire in violazione di... Deroga in violazione? No, ci sono le deroghe, ma dove proprio non si possono raggiungere. In quel caso là ci sono tutti i vigneti che si possono raggiungere con i mezzi tradizionali, se andiamo a vedere. Scusami, avevo frainteso, parlavi prima anche di qualcosa che ha a che fare appunto di zanzare, di cose di questo tipo. Quello era l'esempio, ma se noi guardiamo... L'avevi preso come esempio. Nei parchi pubblici dove giocano i bambini, sì. Alcune amministrazioni comunali, cioè le amministrazioni comunali non hanno più in gestione, se non alcuni esempi virtuosi come non so se conoscete il comune di San Donà di Piave, ha la propria giardineria, è uno dei comuni fioriti d'Italia, dove c'è un piano del verde che è previsto a livello nazionale, ma nessuno in Italia come comune ha visto diffondersi, cioè le leggi le fanno, non le rispettano, ma le facciamo noi anzi e non le rispettiamo. Il piano del verde non c'è a Padova, c'è una specie, però per esempio ad Abano, nei comuni dei Colli, zona di cui mi interessa, non c'è, ci dovrebbe essere ma non lo fanno. Cosa succede? I comuni appaltano a cooperative che gestiscono il verde, creando un business, tra l'altro, che è il business degli alberi. Non so se voi conoscete il business degli alberi, però è un'altra tematica. Stiamo sulla questione quella Le cooperative fanno quello che vogliono. Se il comune non si occupa di vedere cosa fanno, perché nel momento in cui io cittadino chiedo al sindaco, io voglio sapere, ho visto che la cooperativa che lavora per il comune spruzza degli insetticidi. Che insetticidi spruzza? Lo sapete? E con quello che vi rispondono è no, ci informiamo. Con che modalità le spruzza? Tu fai una segnalazione così, mi mandato una mail che parla di questo perché tu vai a chiedere al comune, voglio sapere cosa stanno facendo. Il comune per legge è obbligato a dirtelo. Deve dirti cosa stanno facendo. E la ditta ti deve dire io uso questo. Tu vai a controllare le normative vigenti in aree urbane, hai i riferimenti normativi che di cui la Maria Gioconda diceva, cioè il PAN, che è un pannello che ti dice cosa puoi usare o non usare le aree pubbliche, e ti potresti accorgere che il parco giochi dove gioca il tuo bambino è stato irrorato con sostanze che hanno nocività. E con che modalità? Ma tu, scusa, siamo qua tra noi, cioè
ci si può Fai protocollare una richiesta in comune. Sì, no, al di là di quello che è legale, ci si può dire qua dentro quello che hai visto o quello che sai o quello che hai sentito dire. Madonna, allora, ci si può dire queste cose. Gilberto Girotto, quello che vi parlavo prima, finisce sui giornali, non è una cosa salvadora. Vabbè, dicelo qua, puoi dire qualcosa o no? Cambiano le modalità di irrorazione perché per legge sono obbligati. Irrorati in che modo? Irrorati in che modo? Girotto. Ma Luciano o prima di Luciano? No, Gilberto, deve essere Gilberto. Sì, perché ce ne sono diversi di Girotto. No? Ci possono essere azioni anche appunto aeree con, come dicevo prima, elicotteri come hanno fatto a Ma che New York? Prosecco quando dobbiamo andare? Sì, quello del Prosecco lo so, però quello del Prosecco è legato ai diserbanti, ok? È legato ai diserbanti. La questione insetticidi antiparassitari, quindi legato alle colture, ecco. Sì, è legato alle colture, quello del Prosecco. Cultura della vita. Quello no? delle colture Ok. è un tema. Prima avevi toccato anche la questione quella... I giardini. Giardini. Perché nei giardini nei giardini pubblici ci sono normative più restrittive. Hai capito? Ok. Sai qualcosa, ci puoi dire quello? Ti ho già spedito la mail. Io direi di finire quell'argomento. L'azione concreta è stata proposta. I mezzi per farla te li ho già spediti direttamente a te. Passerei a qualcos'altro. Scusate un attimo. Va bene, a parte che sta venendo fuori dal punto di vista dell'informazione che la nostra controparte, la maggior parte della responsabilità è dovuta alle amministrazioni locali, in particolare il comune. Adesso approfondiremo dopo. Comunque una gestione così effettivamente di botta risposta forse non va bene, dobbiamo fare un giro effettivamente, quindi magari o a richiesta di intervento o a giro proprio orario antiorario che scegliamo, cerchiamo di prendere la parola un po' tutti, cercando anche di restringere su appunto un soggetto che abbiamo ben individuato del discorso. Se vogliamo parlare di pesticidi, se vogliamo parlare di inquinamento dovuto a attività antropiche per attività economica tipo agricoltura eccetera, facciamo un giro su questo. Se vogliamo più parlare a largo raggio di informazioni, delle responsabilità della gestione, di chi detiene l'informazione, di come viene data informazione falsa o tendenziosa o non viene data, facciamo un giro su questo, come desiderate. Però facciamo un giro o a richiesta o come volete. Allora, tu hai parlato, il prossimo intervento lo fa lei, allora facciamo un giro così. Ma parla chi ha qualcosa da dire? Allora, appunto, dicevo, su questa cosa, pesticidi, anticrittogani, mi sembra che ci sia un ragionamento, ci sono anche delle proposte e possiamo anche eventualmente approfondire, perché tra l'altro è un aspetto che tocca a livello generale tutte le realtà, insomma non è localizzato nel Prosecco, cioè è un qualcosa che va al di là. Altra questione insomma, no, che abbiamo sentito anche nell'intervento che è stato letto da Boato, era di Rigosi, mi pare, che secondo me ha inquadrato bene la questione, stiamo parlando di aria, quindi ha inquadrato bene quali sono gli effetti e quali sono, diciamo, gli elementi che producono l'alterazione della qualità dell'aria. Tra questi la questione dei grandi impianti, la questione dei grandi produttori di inquinamento, che sono industrie e che sono appunto il traffico veicolare e diciamo anche un'attenzione al riscaldamento domestico e l'attenzione anche a tutta questa serie di nuovi impianti che continuano ad essere proposti a decine in tutte le realtà territoriali. Su questo io farei anche una premessa che è importante perché diventa anche questo terreno di proposta. Abbiamo avuto l'approvazione del decreto Sblocca Italia, che non sblocca solo le trivelle ma sblocca anche la mobilità dei rifiuti. Che cosa dice in sostanza l'articolo 35 del decreto Sblocca Italia? Dice che praticamente il rifiuto non è più gestito in ambito territoriale, ha una mobilità a livello nazionale, passando attraverso che cosa? Passando attraverso il fatto che gli inceneritori vengono definiti impianti strategici che devono avere la loro massima potenzialità termica. Ciò significa che impianti anche come quelli di Padova, attorno ai quali si stava con fatica articolando un meccanismo di raccolta differenziata che doveva ridurre l'imbocco, le prime due linee di cui avete sentito parlare anche Michele,
che devono essere chiuse, in realtà non saranno chiuse, ma andremo al potenziale massimo, cioè un ragionamento quindi che va in direzione completamente opposta di quella su cui faticosamente ci si è rincanalati. Questo purtroppo anche a causa di questo decreto. Affiancatelo a quello approvato nemmeno un anno fa, Clini, decreto Clini, il famoso Clini di cui tantissimi abbiamo sentito parlare anche recentemente, che di fatto trasforma il CDR, combustibile derivato da rifiuti, in CSS, cioè un combustibile. Quindi lo smaltimento del rifiuto non avviene più in ambito regionale, ma avviene in un ambito nazionale o addirittura anche a livello europeo, e questa cosa trasforma impianti, e noi nel Veneto ne abbiamo 6, adesso 2 in chiusura, però abbiamo 4 impianti di questo tipo che come impatto hanno un impatto che è anche 10 volte quello di un inceneritore, che potrebbero cominciare ad utilizzare questo rifiuto come combustibile. Collegandomi al ragionamento di Andrea, che ovviamente fotografa la realtà della pianura padana e fotografa la nostra realtà, impianti come questi, attraverso questi provvedimenti normativi, andiamo assolutamente nel senso contrario, inverso a quanto abbiamo auspicato. Allora, se abbiamo già una situazione così pesante, dobbiamo far fronte. Legnaro è evidente, ma lo abbiamo tutti, in tutte le realtà, decine e decine di richieste di impianti di incenerimento di polline, incenerimento di biomasse, biogas a go-go, e questa, attraverso questo meccanismo drogato dell'incentivo, insomma, no, nella produzione di energia elettrica, che ovviamente impianti che non è che non sono impattanti, hanno un impatto minimo rispetto agli impianti di cui abbiamo parlato prima, ma nella loro somma globale sono effettivamente un potenziale pericolo per la nostra cosa. Allora, noi dobbiamo in qualche modo anche capire, e qua mi ricollego sempre al discorso di Andrea, e mi veniva in mente che mi ero portato una cosa simpatica che forse non tutti hanno visto, a te l'avevo mandata. Questa qua appunto è la tabella della cronicità, esenzioni, malattie polmonari e asmatiche, e questa è la tabella dell'USL 17, dove appunto abbiamo la presenza dei 3 cementifici, e questa è appunto la media, che siamo appunto sul 21, dall'8 per 1000 passiamo al 21 per 1000 della nostra realtà. Io penso che la proposta concreta potrebbe essere chiedere ai candidati delle prossime elezioni regionali di fermare questo tipo di atteggiamento. Sì, io credo che appunto ci sia la necessità di tener presente, tener presente che siamo in una situazione che sta già pagando in termini pesanti dal punto di vista sanitario. Abbiamo bisogno sì di indagine epidemiologica, ma non abbiamo più bisogno di sapere il numero dei morti, perché il numero dei morti, come sapete anche sul discorso dei tumori, insomma, no, si sta andando, come dire, ci sono tanti che si ammalano e fortunatamente la medicina riesce a ridurre il numero di morti, quindi abbiamo lì un dato che rischia di essere falsificato, perché sembra che si muoia meno. In realtà, quando andiamo a vedere il tasso di patologia, abbiamo un riscontro che è pesantissimo e guarda caso coincide con le aree di maggior incidenza. Quindi credo che debba essere in qualche modo evidenziato anche da parte nostra che l'atteggiamento appunto sulla opposizione alla nascita di questi nuovi impianti, di opposizione a questi decreti che sono stati applicati, sia da contraltare a quello che noi proponiamo di buone pratiche, perché voglio dire, il ciclo dei rifiuti sappiamo benissimo che può essere gestito in maniera completamente diversa. Non possiamo costruire impianti che funzionano utilizzando 300 ettari di mais coltivabile, cioè noi dobbiamo in qualche modo dire che le alternative esistono e ovviamente se andiamo avanti verso questa strada i risultati sono questi. Allora, posso aggiungere io una cosa su questa cosa qui? Tu hai detto giustamente che è ora di non portare più i morti perché ormai è tutto evidente.
Però io mi sono occupato dello Sblocca Italia, io ho firmato anche un appello dei docenti dell'Università di Bologna, proprio sul punto anche dell'incenerimento e così via. E ho sentito anche qualcuno che è in Parlamento nazionale, però non vi siete opposti a livello nazionale. Fammi parlare. No, perché non passiamoci a ste cavolate. Quei buoni non sono cavolate, perché uno, allora fammi finire. Uno predica bene e razzola male. Questo non va bene. Di turno che rompe dai, insomma. Cerchiamo di arrivare. Ma tu sai quello che ho fatto io in campo di incenerimento dei rifiuti, dai no. Quando c'è da votare, fallo parlare, dai, fa lo spot. Per carità, no, io non faccio nessuno spot, però quando c'è da votare uno si allinea come sta succedendo oggi, come sta succedendo oggi in Parlamento, uno si allinea, quindi uno predica bene e razzola male. Cerchiamo di far sparire la nozione partito strettamente inteso come l'abbiamo. Questa è politica, questa. Stiamo facendo trovare politica. una soluzione. Allora bisogna noi stiamo cercando delle soluzioni stiamo cercando politiche. di trovare una soluzione. Allora, lasciamo il noi come entità astratta, siamo persone qua, siamo questi, ci siamo contatti, parliamo dei problemi concreti. Possiamo parlare tutti oppure sicuramente ci sono le espulsioni, non facciamo logiche di appartenenza perché però distinguiamo. Noi possiamo ancora parlare. Non entriamo in logica o mi interromperai? No, dai. Ma mi pare siamo democraticamente qui, partecipiamo tutti, ognuno pensa e dice quello che pensa. Allora, ritorno all'argomento. Io mi sono opposto, ho firmato anche questo appello dei professori dell'Università di Bologna contro questo Sblocca Italia, perché contiene delle cose che non vanno bene sulla questione dell'ambiente. Buono. Sappiamo tutti com'è andata. Sappiamo che il primo basta. Allora, lui faceva un discorso di morti. Secondo me, io ho parlato con chi ha proposto, perché bisogna anche capire perché l'hanno proposto. E hanno proposto questa cosa qua per un discorso prettamente economico, perché non sanno come smaltire i rifiuti in Bassa Italia, nel meridione, dove non c'è ancora quella cultura della raccolta differenziata e del riciclo. Lo fanno per un discorso economico. Siccome abbiamo gli inceneritori in certe altre parti d'Italia, prendiamo questi rifiuti, al posto di mandarli in Germania e pagare i soldi, pagare i soldi alla Germania, è meglio che li mandiamo nei nostri inceneritori. E questa è la motivazione. E allora, quello che dico io è questo. Siccome sono tutte motivazioni economiche, bisogna dare anche delle risposte in termini economici. E allora, giustamente, Francesco prima diceva che ci sono meno morti, però perché si riesce a salvare le persone. Quindi, meno morti, però si salvano le persone. Ma questo cosa vuol dire? Quanto costa salvare le persone alla sanità del Veneto? Questo è quello che dobbiamo dire. Per quello io prima nel mio intervento ho detto che bisogna fare una valutazione di impatto sanitario, perché quando abbiamo queste valutazioni poi possiamo anche vedere quanto economicamente ci costa. E allora bisogna sbattere là a chi ci dà queste soluzioni che secondo me sono affrettate ed errate. Bisogna dimostrare che questa soluzione affrettata alla fine ci costa molto di più che non dire basta con gli inceneritori, basta portare i rifiuti nei cementifici, basta continuare a dare autorizzazioni alla combustione, perché il problema è la parola combustione, soprattutto pensando anche agli obiettivi che abbiamo sulla lotta ai cambiamenti climatici, dovrebbe scomparire dal dizionario delle nuove tecnologie, hai capito? Ma per fare questo però bisogna portare anche questi dati qua, perché l'altra cosa che c'è da dire e che ci dimentichiamo, sia in Italia che in Europa, quando tu consenti e dai un'autorizzazione a un inceneritore, a un cementificio, a un cogeneratore a biomasse eccetera, non è che se loro rispettano la legge questi impianti qua non inquinano, perché le leggi non dicono ti vieto di inquinare, ma dicono ti consento di inquinare sotto una determinata soglia, ma tu sotto questa determinata soglia inquini. E a maggior ragione in questa nostra regione dove abbiamo una situazione di illegalità, perché da 10 anni che sforiamo i limiti, abbiamo una situazione in cui siamo dei pregiudicati perché il 19 dicembre del 2012 ci hanno pure condannato, adesso arrivano le sanzioni, non possiamo più consentire a questo livello di illegalità, di inquinamento, di aggiungere altri impatti ambientali che inquinano l'aria. Quindi abbiamo da una parte
abbiamo i costi sanitari, dall'altra parte abbiamo le sanzioni dell'Unione Europea che stanno arrivando. Quindi, anche vista sotto quell'ottica che purtroppo bisogna considerare, perché anche a me piacerebbe un mondo pulito senza tutti questi impatti mentali eccetera, e senza dover ricorrere sempre a dimostrare che bisogna fare le cose che convengono economicamente, invece sarebbe da dire bisogna fare le cose che comportano a una migliore qualità della vita. Ma a questo punto usiamole queste armi qua, per quello dico bisogna usare queste armi e tirare fuori anche questi dati e da là far leva. I costi sanitari, bisogna fare le valutazioni di impatto sanitario, hai capito? Ma prima ancora le VIA. Lui parlava di impianti che vengono giustificati come strategici. Allora io proporrei che non ci fosse più questa dicitura, aboliamo gli impianti strategici e che tutto venga discusso dalle comunità. Aboliamo impianti strategici. Perché gli impianti strategici esistono solo nella testa di qualcuno che non vive sul territorio, punto. Aboliamola, togliamola da tutte le normative. Sì, perché uccidono la democrazia. E istituiamo come i commissari di governo. Cioè l'obbligo delle valutazioni di impatto ambientale discussi con i territori. Non discussi dai tecnici e basta, perché siamo nelle mani di tecnici che guardano solo col paraocchi. Allora continuiamo il giro magari, continuiamo il giro, se no ci fermiamo troppe volte. La signora sta prendendo appunti e prendiamo il signore. Sì, ma stiamo scrivendo. Lei si chiama Io, Maurizio Nazzari. E cambio il taglio del dibattito fin adesso, però è connesso questo che si sente, lo chiuderò alla fine, appunto sui problemi dei tumori polmonari per esempio. Non c'è dubbio che dal punto di vista politico la sanità e il welfare è la più grande conquista dei lavoratori nel secolo scorso. Da noi in Italia è l'articolo 32 della Costituzione ed è la legge 833 del 78, il sistema in cui viviamo. E dico che questo sistema, bisogna stare attenti, è a fortissimo rischio nei prossimi 2 anni. E per questo mi limito a darvi dei dati. Allora, il rapporto della OASI del 2013 dice che il nostro budget sanitario è al minimo. L'anno scorso questo rapporto è al minimo. La nostra spesa pro capite è ferma a $2.419 all'anno, cioè 899 in meno della Germania, 714 in meno della Francia, 328 in meno dell'Inghilterra. Quest'anno sono stati tagliati, o verranno tagliati, 6 miliardi sul budget. Non l'hanno detto a nessuno, ma il governo Letta con Saccomanni aveva dato un bilancio, tanto che la ministra Lorenzin disse finalmente abbiamo delle cifre sicure, no? E queste cifre ci permetteranno di organizzare la sanità. Questo avveniva a fine gennaio-febbraio. Cambia il governo, Padoan, e andiamo a fare a luglio il patto di stabilità. Nel patto di stabilità, articolo 1, le nuove cifre di fatto tagliano 3 miliardi e mezzo per il 2015-2016. Adesso abbiamo la finanziaria, il patto sulla salute è quello dicevo di luglio, no? Adesso abbiamo il patto di stabilità, cioè la finanziaria, dove il governo attuale taglia 4 miliardi alle regioni. Avete visto quella finta rivolta delle regioni. Quindi, siccome le regioni, la spesa per le regioni è praticamente sul 70-80% va in sanità, siamo nati 3 miliardi. Quindi siamo a 6 miliardi e mezzo i prossimi 2 anni d'Italia sulla sanità.
partendo da una situazione non sostenibile, questo deve essere chiaro. E quindi noi nei prossimi anni rischiamo di tornare alle mutue. Parliamoci chiaro, perché di questo c'è una sanità diversa a seconda. C'è una cosa che lascia a me, non è chiarissima, non è chiarissimo, però nell'articolo 30 del patto per la salute, ve lo cito, naturalmente all'articolo 1 dove hanno tagliato, dopo hanno aggiunto i dati sono questo, salvo, ti dicono tutte le cifre che ci saranno per il 2016, fino al 2016, salvo eventuali modifiche che saranno necessarie in relazione al proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazione del quadro macroeconomico. Ecco perché poi col patto di stabilità, siccome siamo ancora più giù con l'economia, tagliano ulteriormente. Però c'è all'articolo 30 del patto per la salute di luglio, norma 2, dice in caso di modifiche normative sostanziali. Qui non si capisce bene cosa siano questo. Ridiscuteremo il patto. E cosa sono le normative sostanziali? Esistono tre sistemi, quello americano con l'assicurazione privata, quello francese e tedesco con le mutue, quindi differenziato per e c'è il nostro in inglese, quello generale. Sì, allora, devo dire che arrivo al punto perché arrivo al punto adesso. Allora, voglio questo punto il rischio della nostra situazione in questi due prossimi anni. C'è una possibilità. Per quanto riguarda poi c'è di demandare a mutue particolari di categoria, magari, no? Tornare mutue è come se l'Italia la del 60 della tutela della salute pubblica. non ci sarà la tutela, ci sarà la cura della malattia, non la prevenzione. Sarebbe... Le mutue avevano questo problema che non facevano nulla di preventivo, curavano solo. Quindi se voi volete parlare di prevenzione, con le mutue non se ne parlerà, perché quel sistema sanitario non lo farà più. Vorrei però vedere sull'illegalità, e chiudo su questo punto, per quanto i dati sono appena usciti un mese fa di quest'anno del PNE, sono i piani nazionali esiti, e scelgo appunto, siccome citato, ma se potete parlare di tante cose, degli interventi per i tumori dei polmoni. Questo grafico, vedete. Che cosa succede? Che in un reparto che fa meno di 50-70 interventi anno di intervento del tumore, le recidive, quindi morti, sono molto più alti. Quindi ci vogliono reparti, per un certo, che facciano almeno 50-70 interventi. Nel 2213 in Italia, su 231 strutture ospedaliere che eseguono interventi chirurgici tumore, tra queste ci sono 36 strutture, cioè il 16%, che fanno più di 100 interventi annui. Scusate, hanno anticipato il buffet? Questo vale per tante patologie, ho scelto questa del tumore, ho scelto questa del tumore polmone perché appunto gli inquinamenti eccetera. Ma chi di voi sa quali sono le strutture? Nessuno lo sa. Quindi il diritto di informazione, per esempio, sulla propria salute non c'è. No, adesso parlando sulla normativa europea. Questo degli ospedali aspetta che arrivo a quali sono di fatto, nei fatti, i diritti che sono violati continuamente. Allora, la legge 83 che ha instaurato il servizio sanitario dice nel 78, articolo 19, i cittadini hanno assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Provate a telefonare al CUP e dici io ho il dottor Rossi perché so che è quello che fa la spalla, perché ha l'incarico professionale che fa la spalla, l'altro il direttore, devo farmi no, lei capita chi capita, magari te capita quello che fa la chirurgia del piede, tanto per dire nell'ambito dell'ortopedia, perché io ho fatto l'ortopedico. Questo concetto ideale, perfetto, giusto, esigenza della medicina fatto dal Parlamento, viene violato costantemente, viene ripetuto nella legge 502, facciamo questo, e nella legge 229, quella B, la legge Ter, si dice i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati, cioè negli ospedali e case di cure convenzionate, e la scelta viene fatta con l'impegnativa. Provate a telefonare al CUP, è una violazione continua, quindi se tu hai un problema di tumore al polmone
beh, deve informarti dove sei il reparto che fa più di 100 interventi, se no appunto da morire. No, ecco, allora la legge questo difende. Se posso dire, è tutto molto interessante, perché veramente necessiterebbe di stare qua 2 o 3 giorni. Cosa voglio dire? C'è una violenza. Allora, quando voi parlate di leggi, quello che voglio io è che riuscire a focalizzare come questo intervento sia utile nella discussione generale sull'inquinamento dell'aria in particolare. Sì, ma sull'inquinamento dell'aria finirà poi con leggi. Se le leggi tu non hai il potere di cambiarle, di intervenire, se non tagli, volevo chiudere con questo, chiudo così. Voglio dire, noi su questo, Balbino cita l'ospedale, ma non è solo una questione di territorio, è che è uno spreco e che tu devi riorganizzare il lavoro. Se a Monselice, che hanno buttato via una barca di soldi in Progio Finanzi del nuovo ospedale, fanno 83 interventi di tumore al seno, quando il livello minimo generale è 150 interventi, sono pericolosi. E una donna che ha un tumore al seno non deve andare lì. Allora tu cosa devi fare? Devi riorganizzare quegli ospedali che c'hai già. Devi riorganizzare la medicina perché qua nella provincia di Padova i tumori al seno siano concentrati in un solo posto, negli ospedali che c'è già. Quindi il ragionamento, e quindi spendi meno soldi e quindi hai risorse per andare poi a fare gli discorsi di state facendo. Questo è il problema che tiene insieme le cose, perché con l'80% del bilancio regionale, dopo abbiamo troppi ospedali. Troppi ospedali, abbiamo un ospedale qua, ne abbiamo tre nell'arco di 100 metri. Ultima cosa, chiudo, la legge Turco del 2007 dice che, dentro il partito sei importante però dice che i tempi d'attesa per una visita a pagamento, quella impegnativa, devono essere uguali ai tempi medi di una visita a pagamento. Però telefonati, come se la gente sta tirando fuori 150, 200, 300 euro perché che dice con l'impegnativa tra 6 mesi pagamento. Ma questa è la legge. Vorrei che di questo intervento qua, se riuscissimo a cogliere effettivamente i nessi bravi. Il nesso è questo. La situazione, abbiamo descritto, è un progressivo ammalarsi della popolazione, l'incremento del patologia. Dall'altra parte abbiamo un depotenziamento della sanità. Esatto. Quindi aggiungiamo 10-20 anni e facciamo anche delle... Non solo, ma un altro nesso è che questo è un intervento secondo me trasversale a tutti i gruppi, no? Perché penso che possa essere considerato un elemento comune delle varie... Dobbiamo trovarne una stesura pratica. Continuiamo dopo. Andiamo.